Grado e Lignano si stanno preparando per l'inaugurazione della stagione turistica. Come tradizione vuole, l'Isola del Sole prevede la cerimonia ufficiale una settimana prima di Lignano, ma quest'anno le previsioni di condizioni meteorologiche non favorevoli inducono gli organizzatori a pensare di rinviare i programmi di qualche giorno. È possibile che Grado inauguri la stagione balneare nel pomeriggio del 7 maggio, dopo l'evento principale di Lignano in programma al mattino a Terrazza a Mare. Per entrambe le località la stagione parte sotto buoni auspici dal punto di vista delle presenze, con prenotazioni partite già a gennaio. Come ci spiegano i presidenti della GIT di Grado, Roberto Marini, e della Lisagest di Lignano, Emanuele Rodeano, gli interventi di sistemazione dell'arenile sono stati eseguiti. In alcuni casi sono in fase di ultimazione per la gioia dei bagnanti che attendono trepidanti di avere un posto al sole. Ma è ancora incombente, come da 13 anni a questa parte, la questione legata alle concessioni che impedisce ai gestori di procedere con investimenti sostanziali sull'arenile. Per il momento si susseguono a livello europeo le sentenze sulle modalità d'appalto per quanto riguarda la gestione degli arenili e c'è solo la certezza su un possibile avvio della mappatura delle coste italiane. Se per Lignano l'inaugurazione della stagione e l'avvio anche di una serie di eventi legati ai festeggiamenti per il 120° di fondazione del primo stabilimento balneare, per Grado rappresenta l'inizio di una serie di progetti importanti come la costruzione del nuovo stabilimento termale adiacente al vecchio, dove entro la fine di giugno termineranno i lavori di ristrutturazione, e la realizzazione di un nuovo parcheggio per circa 300 posti.